Due palazzine nel quartiere centro-nord a poca distanza l'una dall'altra, visitate da topi d'appartamento nei giorni scorsi. La tecnica è sempre la stessa, quella di tenere d'occhio le vittime per poi agire rovistando dappertutto in cerca di oggetti di valore e contanti. Già un anno fa ho avuto lo stesso episodio il 16 ottobre, quella volta dal balcone, questa volta dalla finestra della cucina. Hanno sforzato la finestra con un levarino o qualcosa, si sono arrampicati comunque dal tubo del gas, che c'è un tubo, e entrando in casa hanno aperto tutti i cassetti, svuotato tutto, sia la camera nostra, della figlia e anche in soggiorno. Qualcuno aveva già notato qualcosa in via Cavour e i sospetti non erano mancati, ma i ladri sono riusciti lo stesso a portare a segno il colpo. C'era un uomo e due donne e facevano finta di guardare nel cofano, col cofano aperto, come se avessero un problema, però ovviamente si guardavano intorno, quindi probabilmente aspettavano il momento che io uscissi. L'unica cosa che mi spiace sono tutti i valori di mia figlia piccolina che ha fatto bene al battesimo e comunque vanno in cerca solo di oro. Situazione analoga anche nell'altra palazzina di via Don Minzoni, dove gli appartamenti visitati sono stati due in brevissimo tempo. E si sono arrampicati dalla terrazza, dal lato dietro dove c'è più buio, sono saliti al secondo piano, sono entrati e arrivati all'interno hanno fatto man bassa del primo appartamento per poi passare al terzo piano tramite le scale e sono scesi dal terzo piano tramite le terrazze.